Ciao amici, benvenuti. Questo è il 61esimo episodio di questo gameplay. E come inizio voglio mostrarvi questa sorprendente statistica riguardante le marine. Infatti la marina italiana è la più potente al mondo di gran lunga, addirittura più del doppio delle navi della seconda flotta al mondo, che però è proprio quella ottomana, cioè quella che noi ci accingiamo ad affrontare. Invece, sorprendentemente, la terza flotta, che in realtà è la seconda perché le navi pesanti davvero sono più importanti, è quella, a sorpresa, olandese. Gli olandesi si sono appena liberati cioè in realtà da poco, no? Liberati dal predominio austriaco, ma sono già diventati una superpotenza perché, come avete visto, hanno una marina che deve aver affondato la flotta inglese, che ormai è una potenza regionale, possiamo dire. Beh, in realtà ancora le sue colonie, ma tra poco non le avrà più. Allora, adesso però, come prima cosa, come ben sapete, dobbiamo integrare queste province, perché finché siamo con questa sovraestensione non abbiamo niente di buono da aspettarci. E non vorrei che ci fosse qualche ribellione proprio durante la guerra. No, non sarebbe proprio buono. Cosa portano queste navi? Da Nuova Venezia dalle Bermuda proviene pesce. Noi siamo dei grandi commercianti pesce, ma anche di zucchero per fortuna. Dobbiamo appunto iniziare l'integrazione al Marocco e il prima possibile anche la guerra contro gli inglesi. Purtroppo non potremo usare il casus belli che preferisco, ma andrà benissimo anche la guerra santa, sì, come casus belli. Per fortuna stanno assediando solo Orano gli spagnoli, quindi ci sentiamo più che mai sicuri. Teniamo. Allora, possiamo iniziare. Kilva ha lasciato la coalizione contro l'Etiopia perché penso che abbia trovato un nemico davvero più problematico, che sarei io. Allora, qui come sta andando? Ah! Non commerciamo. Abbiamo preso due belle province che producono oro, ma purtroppo abbiamo perso. Wow, ma producete da dovunque oro voi. Abbiamo perso quelle che producevano invece avorio. Quindi abbiamo perso momentaneamente, proprio nel momento in cui ci serviva, a dire il vero, il nostro bonus. Accidenti. Abbiamo mantenuto con gli schiavi. Siete voi proprio i leader di produzione d'avorio. Quindi, una volta che avremo sopraffatto questi Kilva, avremo la strada spianata, ma non prima. Allora, a questo punto possiamo iniziare dopo lunghi secoli. No, non è vero, ci manca ancora un attimo. A fine mese potremo iniziare dopo lunghi secoli l'annessione, si spera, del Marocco. Vabbè, non ci importa molto, è l'Oman e dello Yemen. Penso che vincerà l'Oman, però. Allora, tra un giorno possiamo farlo. Eccoci qua, quanto ci impieghiamo? 10 anni secondo queste stime. Perderemo naturalmente 10 legittimità. Non abbiamo altri sudditi, credo. Ah, non ne abbiamo quelli dell'impero. In effetti questo non ci piace, però. Va bene. Iniziamo questa. Allora, è finito di sicuro la tregua che avevamo con i nostri rivali di sempre.
Nuova Venezia è sempre più idiota. Cioè, perché mi rimuove? Tu cosa stai facendo? Vabbè. Intanto questa cosa mi sta davvero antipatica. Dovremmo far fuori questi inglesi. Non vorrei proprio che si prendessero qualche provincia. Questa è fuori range di sicuro, però è anche assediata gli Aztechi. Perfetto. Però dovremmo far fuori questi 5.000 uomini. Anche perché in caso contrario credo che ci farebbero fuori loro, il che non è consigliabile. E direi che è il caso di dichiarare guerra. Già. Allora, partiamo dalla guerra inglese. L'Austria parteciperà. Secondo me. Ah, nessuno. Non ci aiuta la Francia. Ma Francia, ci deludi sempre di più. Perché non ci aiuteresti? Però contro gli spagnoli sì, eh? E contro i portoghesi? Sì. Però noi non faremo queste guerre. Faremo la guerra contro gli inglesi. Che non ci preoccupa tanto. A dire il vero. Show superiority. È il nostro casus belli. Sono davvero curioso di vedere. Allora, facciamo così. Assediamo tutto l'assediabile. Purtroppo sì, dovremmo vincere le battaglie per avere qualche punto. Ok, e tra poco saremo pronti pure. Per dichiarare guerra agli ottomani. Magari dovremmo trovare una flotta facile da distruggere. Avete ancora la flotta? O l'avete persa nel breve arco di tempo? No. Ok. Vabbè, non sarà un problema, le distruggerò ad una. Il problema è che... Vabbè, non c'è nessun problema a dire il vero. Eccola qui la principale flotta. L'Austria, la Bretagna, Tirolo. Wow, eravate già in Tirolo? No, qui no, cavoli. Maledetti. Proprio il Tirolo mi dovete andare a assediare. Ma quanto siete antipatici. Vabbè, forse dovevo considerarla questa. Andiamo a liberare il Tirolo. Maledizione, quanto li detesto. E il fatto che adesso non lo so cosa fare per primo. No, anzi, facciamo così. Dove si è spostata la flotta ottomana? Allora, Bisanzio, Ragusa. Ma ci importa davvero così tanto di Bisanzio e Ragusa? Forse Ragusa sì, immagino. E... no, questa è la... Prima facciamo fuori gli ottomani, poi gli austriaci. Allora... Perché mi metto a guardare questo? Allora, forse ci conviene. Queste sono caravelle. Vabbè, anche se affondano non è malissimo, perché eccola qua. Dove va? Mare Egeo. Ottima idea. Vieni nelle fauci del lupo. Però poi dove vai? Dobbiamo seguirti. Mar di Marmara. Anche voi seguitele. Direi che può essere una buona idea fare anche solo un po' di massa.
Non avete leader, questo è fantastico. Non vi aspettate certo il nostro attacco, che sarà fulmineo e imprevisto. Abbiamo 10 giorni per dichiarare guerra. Ah, e voi avete un'armata pure qua. Questa è un po' una sorpresa. Forse sarà... sapete cosa penso? Livello 14. Noi abbiamo solo il livello 15. Non siamo troppo più evoluti. Allora, vediamo un po'. Usiamo questo qua. Perché sarà probabilmente questa la battaglia più difficile. Qui il territorio è anche montagnoso. Cioè, insomma, non è... Toccato tutto. Siamo salvi. Non sarà facilissimo vincere, come dicevo. Allora, vediamo. Abbiamo 6 giorni, però dovremmo... Ecco, fare quello che non abbiamo fatto, cioè... seguire per bene gli spostamenti alla flotta ottomana. Ok, siamo tutti qua, la flotta ottomana è qua, non ha leader. E direi che è il momento ideale. Però perché voi non aiutate? Siete davvero... Ah! Avevate la tregua. Si spiegano molte cose. Qui stiamo già assediando. Fantastiche queste battaglie navali. Bravi olandesi, tenete impegnati i nostri nemici. Allora, potrebbe darsi che però nessuno aiuti gli ottomani. Ah, non possiamo... Dobbiamo aspettare ancora qualche giorno. Perché abbiamo appena iniziato un'altra guerra. Voi avete imbarcato delle truppe che noi distruggeremo. Fantastico. Praticamente non avremo neanche bisogno di affrontarvi per distruggervi. Ma così è un po' troppo facile, non trovate anche voi? Sì, però meglio così che altrimenti. Allora, la nostra armata è sotto attacco. Pace bianca con la Boemia. Ok, vediamo se quest'oggi possiamo dichiarare guerra. Potrebbe essere il momento. Bene. Allora, prendere l'Angvat potrebbe essere l'idea. No, Guerra Santa è meglio. All Provinces, ottimo. Guerra Santa, va bene. La Francia accetterebbe di aiutarci, ma non abbiamo alcun bisogno del loro aiuto. Già, perché dovremmo chiederglielo? Per nessuna ragione, quindi non glielo chiediamo. Abbiamo già tutte le possibilità di vincere senza di loro. Che cosa stanno facendo questi? Anzi, facciamo così. Di sicuro li troviamo. Ah, ecco. No! Ok. Stavo sbagliando con la pausa. Vediamo. Ok, partiamo già con una posizione migliore. Era quello che volevo fare. Qui possiamo attaccare. Qui pure. Io pensavo... No. Attacchiamo loro. Non siamo in guerra con Tripoli noi. Quindi penso sia abbastanza insignificante la... Qui com'è? Meno 14. Ok, durerà ancora un po'. Abbiamo ingaggiato il nemico a Costantinopoli. Credo che ne faremo davvero polpette. Ok, abbiamo finalmente anche integrato. Perfetto.
Invece come va qua? Li stiamo facendo a polpette anche qua. Fantastico. Allora, vediamo un po'. Prendiamoci questo cardinale. Consolidiamo questo, è più importante. Allora, abbiamo un po' di diplomatici. Mandiamoli in Italia, perché no? Ok, possiamo vedere la disfatta contemporanea. Cavoli, abbiamo perso solo 300 uomini. Però non abbiamo guadagnato chissà che. E possiamo già assediare la loro capitale. Allora, intanto la Bavaria ha ceduto una provincia. Alla Boemia una al Palatinato, ha liberato Salisburgo. Cavoli. La Bavaria si è indebolita parecchio. E qui sono idiota. Mi sono dimenticato di muovere le truppe. Vabbè. Niente di gravissimo. Cavoli. Non abbiamo perso nessuna nave, ne abbiamo catturata una nemica. Abbiamo guadagnato un sacco di tradizione navale. E abbiamo affondato praticamente tutta la flotta ottomana. Cosa si poteva chiedere di meglio? Allora, voi continuate a pattugliare a Costantinopoli. Voi continuate a pattugliare a Ragusa. Beh, a dire la verità, questa vittoria me l'aspettavo, perché... Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Qua io direi che possiamo anche ipotizzare... ok, di procedere. Miglioriamo con Genova le relazioni. Beh, ormai le abbiamo migliorate quasi del tutto. Qui stiamo per arrivare. Vediamo un po' cosa succede qua. Adesso completa la colonia in un secondo. No. Ok, finalmente commerciamo ancora in avorio, cosa che temevo non avremmo più fatto. Qui vanno, bravi, andate pure. Ok, abbiamo distrutto completamente anche gli algerini. Ecco, iniziamo già l'assedio di Lang. Però siete stupidi, andate a Fuifig. Beh, anche questa montagnosa. Beh, noi andiamo di qui invece. Però gli austriaci non li volevo in guerra, devo dire il vero. Purtroppo la Francia non può entrare al nostro fianco. Qui stiamo affrontando un'altra patetica flotta, questa volta provvista di leader, ma assolutamente inefficace contro la nostra superiorità assoluta. Abbiamo perso però probabilmente la nave che avevamo appena guadagnato. Ce ne importa davvero nulla. Allora, vediamo un po'. Però non è tanto efficace questa. Io direi anche potremmo lasciare una di queste qua. Allora, dobbiamo andare a insomma fare un assedio a tappeto dei territori ottomani. Siamo partiti molto bene, devo dire. Tutto sta andando come previsto. Vogliamo lasciare agli spagnoli solo Orano. Orano. Qui non abbiamo più rinominato niente. Ad esempio la Provenza, potremmo chiamarla Provenza. Una scoperta coloniale. I nostri coloni hanno stumbled. Cosa hanno fatto? Non si sa, però insomma hanno raggiunto una grandissima, una stupefacente scoperta nel nuovo mondo e stanno portando
la sua vera delicatezza, la sua bellezza indietro in Europa. Le maggiori case commerciali stanno importando queste curiosità. Mm. Insomma, da barra load. Aspettate un attimo. Rieccomi. Allora, qui significa che sono inciampati, hanno scoperto per caso questa, probabilmente un cibo, un nuovo cibo, e stanno portando, è una vera prelibatezza, e la stanno portando in Europa. Queste le principali case di commercio, appunto le stanno importando tramite dei barili, praticamente, carichi di barili. E ne hanno scoperte abbastanza per rifornire il nostro regno fino alla fine dei tempi. Vabbè, benissimo, possiamo quindi eh, dare un aiuto al commercio oppure alle manifatture. Allora, io, esatto, sono avanti nella tecnologia, in realtà in tutte e due, però preferisco le manifatture. Invece nella nuova espansione patch, hmm, già dalla patch in realtà non è solo l'espansione, il potere diplomatico a mio parere è diventato più importante di quanto non lo fosse precedentemente. Ui, ecco, qui ci sono delle armate. Ma non credo sarà troppo difficile sbarazzarcene. Purtroppo il nostro leader migliore non è qui. Ankara, questi vanno ad Ankara. E questi vanno a Udevingar. Allora, cerchiamo di far fuori queste. Allora, vediamo di stare attenti alle loro mosse, perché vediamo di far passare il tempo lentamente. Ok. Ok. Vediamo. Abbiamo ingaggiato il nemico qua. Abbiamo scoperto una provincia qua. Abbiamo fatto un sacco di cose inutili. Bene. Però qui dobbiamo procedere ulteriormente. Accidenti. In questi casi le marce forzate è quello che ci vuole. 4 dicembre. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Allora, qua come va? Per fortuna è una provincia molto ben difesa. Qui arriviamo all'11. Loro arrivano dopo. Quindi siete rovinati, ottomani, sostanzialmente. Allora, cosa possiamo fare con il diplomatico libero? Possiamo, immagino, creare pretese nei dintorni di Kilva. Ma è uguale da dove partiamo. Però direi dal Mozambico, dai. Vediamo se riusciamo a sbarazzarci di questi ottomani.
Vai! Francia, grazie per avergli dato l'accesso militare. Che cosa ti devo dire? Avete anche voi delle idee militari? Idee di quantità? Avete puntato sui numeri, ma non avrete modo di vincere in questo modo. Invece sì. Vabbè, 0 però. Speravo di vincere più decisamente, dato che loro si sono dimenticati di assegnare un leader, evidentemente. Però fare questi pessimi risultati non era il mio interesse. Allora, vediamo un po'. Ci serve qualche supporto. Allora, l'unica cosa è che non posso in nessun caso perdere questo assedio io. Ma quanto siete rapidi, ottomani, dei miei stivali, eh? Voi ve ne state qua? Perché se ve ne state qua vi inseguo, ma... non abbiamo più le migliorie navali, vabbè. È stato un pessimo risultato. Mi ha stupito. Il limite di supporto qua va bene, è abbastanza elevato. Allora, io direi che a questo punto dobbiamo staccare le danneggiate e ripararle, mentre quelle non danneggiate le possiamo... Allora... Uno va qua. Una va qua. Una sta qua. Una va là. Va bene. Allora. Voi non state scappando? Non è una buona idea, ragazzi. Nel deserto li combatteremo. Sarà una sfida interessante. Salvo che forse qui ci conviene ritirarci. Facciamo soffrire un po' gli spagnoli, dai. Questi vanno a Konya. Vabbè, noi li inseguiamo. Potremmo lasciare qualche unità ad assediare. Anche se non so se sia una buona idea. Vediamo se riusciamo a beccare qualche altra flotta ottomana nei dintorni. Questi sono tanti e sono provvisti di un buon leader. Forse momentaneamente ci conviene tornare indietro. Ahimè. Queste truppe sono buone in attacco, giusto? Vediamo, questi se ne stanno scappando sempre più lontani. Però non potranno andare lontanissimi, io suppongo. Magari andranno a Tarubulus. Però non vorrei subire una grande sconfitta. Questo è di sicuro prioritario. Magari gli faremo avere la sensazione. Nient'altro che la sensazione di poter passare gli stretti in modo da distrarli, perché... Ok, qui abbiamo ingaggiato il nemico.
E nonostante insomma, il passaggio del fiume, ma sono idiota. Mi stavo dimenticando di queste. Mio Dio. E questa è stata danneggiata pesantemente. Maledizione. Molto pesantemente, ma quanto ci hanno danneggiato, mio Dio. Allora, vabbè, poteva... Mi sono davvero dimenticato, cioè, devo pensare a troppe cose insieme non fa bene. Allora, dov'è? Dobbiamo... Vabbè, richiamare anche qua. Qui andremo in bancarotta pazzesca. Vediamo. Per 200 giorni dovremo andare avanti così. Ok, se non altro abbiamo fatto fuori gli ottomani. Se possiamo dire che ne possa essere valsa la pena, non lo so, però. Più rapidi, ragazzi. Allora. 50. Ok. Resisteremo, forse. Non posso mantenere di certo al 100% le... Mio Dio. Ok, qui abbiamo fatto fuori i nostri nemici. Qui ci siamo dimenticati di nuovo. Questi vanno a Heathsmith, vabbè. Diciamogli già di andare qua. Siamo al 5% dell'integrazione qua. Gli inglesi, boh. Sempre in guerra con gli Aztechi, eh. Ok, voi vi siete uniti. Ah, non posso entrare in territorio azteco. Giustamente, non gli ho chiesto niente, quindi non posso farlo. Cavoli, abbiamo 7 colonie e moriremo. Vediamo con quale probabilità possiamo andare avanti qua, perché finiremo male. Temo che finiremo male. La flotta ottomana esiste ancora in qualche luogo? O abbiamo affondato proprio tutto? No, sono rimaste un po' di navi. Vabbè. Qui sono... Perché sono tornati indietro? Ah, non bloccano più lo stretto. Abbiamo ancora le caracche qua. Allora, vediamo di stare attenti a quello che sta succedendo. Questi probabilmente vanno davvero a Tarabulus. Sì. Qui siamo a meno 21%, dovremmo far qualcosa. Ah cavoli, si fermavano ad Aleppo. Allora, a questo punto
Siamo inseguiti da forze preponderanti. Com'è questa regione? Montagnosa. Quando è che arrivano il 21? Forse riusciamo a intrappolarli. E questa regione non è affatto amichevole. Allora, vediamo un po'. Tutte ste flotte ci danno un po' fastidio. Allora, cerchiamo di capire la situazione. Savoia, ok, abbiamo un diplomatico sempre disponibile perché è molto vicino. Ok. Io direi dobbiamo risparmiare un po' in questo momento, quindi che ne diciamo di eliminare qualche reggimento che sta un po' di troppo? Abbiamo quanti mercenari ancora? Non molti. Ecco, qui Gian Gastone, io lo toglierei da qui. Questi che cavoli fanno non si sa. Io direi... No, questa flotta ci serve. Ok. Perché dovremmo reclutare, cosa sto dicendo? Dovremmo riprendere un po' di uomini da qui. Allora, vediamo un po' com'è la situazione. Qua è desertica. Una situazione desertica. Vediamo cosa ne pensi se io vado qua. Ti blocchi? No, pazzo. Non si blocca. Ma sei pazzo davvero? O hai capito tutto? Ok, sono riuscito a farli bloccare, è andata bene. Ma... Cavoli, ste ribellioni non ci volevano però. Sti nativi. Ok, abbiamo un bel po' di costa adesso. Dovremmo anche fare pretese qui prima che se le prenda qualcun altro, ste province. Sono curioso di sapere che cosa stiano facendo gli inglesi in questo momento. Com'è? È ben protetta la loro capitale. Stiamo ben attenti qua. Sono un po' preoccupato. Però tra 2 giorni dovremmo arrivare. Fantastico. Ok, battaglia di Aleppo è cominciata. Wow, fantastico, li abbiamo fatti fuori completamente. Adesso dobbiamo tornarcene a casa, però. Heath Smith, questi hanno cattive intenzioni. Allora, vediamo un po'. L'esercito ottomano ormai è quasi annientato. Siamo stati fantastici in questa prima parte della guerra. Però... Ok. Dovremmo cercare di portare a casa il risultato. Qui come sta andando? Questi tornano indietro. Il nostro obiettivo adesso è fare in modo di assediare tutte le province algerine prima che lo facciano gli spagnoli. Qui sono di nuovo insorti, maledetti. Abbiamo il massimo del prestigio, giustamente. E non siamo neanche così terribilmente rovinati dalle spese dei coloniali. Poteva andare peggio. Io direi per riportarli al massimo aspettiamo che arrivino i rinforzi, diciamo. Allora,
Forse è il caso di unificare le truppe. Oh, cavoli! 17, vediamo. Non ho fatto una stupidaggine, vero? No, non l'ho fatta, anche perché basta bloccare questa flotta. Questa è la flotta di Bisanzio, va bene. Ecco, qui hanno 37.000 uomini. Ok, è morto il cardinale spagnolo, che bello. Ce n'è uno olandese, vabbè. Quindi l'Olanda ne avrà due su cui investire, sostanzialmente. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, per ora sta andando tutto bene, vediamo. Ah, ma questi ribelli avete fatto bene, alleati. Io pensavo foste degli stupidi. E invece state praticamente rovinando tutta la colonizzazione dei miei rivali. Spagna. Hanno finito qua. Portogallo. Si stanno colonizzando di tutto e di più, però in fondo a me cosa importa, dai. Avrò ere geologiche di tempo per per riprendermi quelle loro colonie. Anzi, io quasi quasi gli lascio colonizzare tutta l'America. Alla Spagna e al Portogallo a sto punto. Mi fanno solo un piacere. Vediamo un po' quanta manodopera hanno sti ottomani, per capirci. Allora, gli ottomani hanno un sacco di manodopera. Però non mi spaventano, devo dire. No! Mi hanno fregato sul tempo. Allora, vediamo un po'. Speriamo che per qualche ragione... Cioè, che cavoli... Che sfortuna, ma c'era solo il 7% di possibilità e hanno già vinto, sti disgraziati malefici. Cercheremo di togliergli l'assedio agli spagnoli in tutti i modi. Al massimo gli dichiaro guerra io agli spagnoli. Poi vi passa la voglia di conquistare Orano. È da considerare questo. Ci prendiamo anche Manhattan. La considererò questa dichiarazione di guerra. Qui c'è una flotta abbastanza pericolosa. Quindi direi ecco dove era la flotta ottomana. No. Ahimè, qui abbiamo fallito miseramente. E non c'è neanche quel... Ok, abbiamo fabbricato le pretese finalmente. Maledetti Paesi Bassi. Ma avete fregato. Maledetti anche voi. Ma siete proprio sicuri di voler continuare questo assedio voi? Non avete cose più importanti a cui pensare? Pare di no. Maledetti. Qui tra l'altro dovrei essere più preoccupato io. Vabbè, abbiamo un po' di flotte in giro, eh. Vediamo se non si muovono proprio. Non si vogliono muovere. 38.000. Quanti siamo insieme? Dovrei dichiarargli guerra? Non lo so io. Non credo.
No, i miei desideri non si sono realizzati. E a meno che non dichiari guerra pure alla Spagna, tanto per fare una guerra ancora più mondiale. Dicevo, a meno che faccia ciò, non ci sono possibilità di liberare Algeri dalle minacce spagnole. Potremmo dargli una bella sistemata in effetti a sti spagnoli. Sarebbe una buona idea. Potremmo dichiarare guerra quindi al Portogallo. Però io aspetterei prima di integrare questi. Sì. Allora, io direi adesso quello che dobbiamo fare è preoccuparci di questi austriaci. Dobbiamo trovare il modo di farli muovere, di schiodarli dalla loro posizione sicura. Se riuscissimo a far pace con loro sarebbe anche meglio. E dobbiamo anche vedere di sistemare gli spagnoli. Mio Dio, le guerre troppo estese non mi piacciono, però non ho voglia di... non ho tanta voglia che gli spagnoli si espandano in questa regione. Poi non so se abbia senso o meno questa mia pretesa. Ma... Però penso di sì. Vorrei... Vorrei poter vassalizzare io Algeri senza che ci siano spagnoli di mezzo. Questi ottomani si guardano bene dall'uscire dalle loro tane. Tra un mese qua è tutto riparato. Vabbè, la cosa che mi preoccupa un po' di più sono gli austriaci, devo dire il vero. Infatti, ho cambiato idea. Dobbiamo andare qua tutti a sbarcare in patria. Sbarcare in patria. Perché se no gli austriaci ci prendono il Tirolo, che tra l'altro è di cultura austriaca per l'appunto. E dobbiamo mandare tutte le nostre navi. Insomma, è terribile perché hanno un ottimo leader e sulle montagne non contano i numeri. Però noi abbiamo un leader ancora migliore. No, è uguale più o meno. Leggermente migliore forse. Eh. Leader migliore. Ma sulle montagne non so se ci possa servire. Cioè il leader sì ci serve. Che idee hanno gli austriaci? Difensive e offensive. Siamo rovinati.
Le idee difensive gli faranno vincere. Dobbiamo trovare il modo di distrarli, a mio parere. Dovremmo mandare qualche reggimento esca perché finisca questo assedio. Vabbè, comunque tutto ciò avverrà nel prossimo episodio. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se volete mettete mi piace. E alla prossima.